Centro Anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io, speciale vini bresciani. Oggi parliamo del Valpenesi, ho detto bene? Sì, Valpenesi. Valpenesi. Esatto, ci spostiamo sulla riva, la nostra bellissima riva del lago di Garda. Sì, la zona. Esatto, quindi che partiamo da Salò scendendo fino a Desenzano, quasi Sirmione, magari, ma ecco ad esempio, che comuni copre il territorio della Valtenesi? Che comuni copre Desenzano, Sirmione e tutte quelle zone d'intorno del lago? La Valpenesi copre i comuni della Valtenesi, sei contento? Ah, bellissima, la risposta è comodissima, ma io voglio sapere i comuni. Che a me interessa i comuni perché la legge disciplinare prevede che se coltivi a Desenzano magari puoi fare una cosa, a Padenghe magari non puoi farlo. Ad esempio, dai, 3 comuni: Desenzano del Garda, Padenghe sul Garda, Montichiari. In uno di questi 3 non si può produrre Valtenesi. Mi informo, prendo appunti in testa e chiedo, perché io non voglio fare figuracce. Poi voglio coltivare a Montichiari, Desenzano, Padenghe. Che vitigno è il vitigno principale, il vitigno autoctono della Valtenesi? Qual è? Un nome? Un nome? Che nome ero? Ormai non spari più neanche a caso. No, non sparo. Dai, allora ti do 3 alternative. Schiava Gentile, Groppello, Marzemino. 3 vitigni italiani, magari uno di questi 3 potrebbe essere originario della Valtenesi. Non lo so, mi informo pure su questo. Ma tu le sai, sei sicuro di sapere tutto? Non lo so, scopriamolo. Scopriamolo, vabbè, Portami però io non fare un giro. Portami tu le risposte. Porto le risposte, tu stai qua a fare il bravo, io arrivo subito, arrivo. Ci vediamo dopo. Caro Davide, al volo abbiamo beccato Tommaso. Grazie Tommaso. Prego, grazie. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Senti, Tommaso, tu di dove sei, di che zone, di che ti occupi? Sono di Brescia, centro di Brescia, e sono consulente lavoro all'ufficio qua in Piazza Loggia, quindi sono un po' differente. Vipe, il gado corre, c'è il business. Abbastanza. C'è da correre, è vero? C'è tanto lavoro, sei sempre impegnato. Sì, non sto scherzando, sto andando al lavoro perché appunto c'è tanto da fare. È un tipo impegnato. Senti, e i vini tu come te la cavi? Li frequenti, li bevi? Conosci i vini bresciani? Sì, no? Sì, li conosco, sono triestino di nascita, quindi mi piace il vino. Sì, In che occasioni li bevi? a pranzo, a cena, con gli amici. Tendenzialmente sempre a piccole dosi. Certo, a piccole dosi, responsabilmente. Ti senti un po' un intenditore? Tu sai classificare, riconoscere, insomma, le degustazioni, no? Molto vagamente, non sono ovviamente un sommelier, mi piace bere il vino, mi piace quello buono, spazio. Quindi intenditore d'altro il nostro. diciamo, fa il modesto. Allora, 2 domandine velocissime, un quiz veloce che mi mette in bocca il nostro Davide. Allora, qual è il vitigno autoctono secondo te siamo passati al tu, ma avevamo già iniziato con tu. Il vitigno autoctono della Valtenesi: Schiava Gentile, Groppello, Marzemino? Groppello, in realtà ci sono tutti e 3 perché poi nel rosso del Garda ci sono tutti e 3 mischiati, però ecco, non sono tecnico. Io non mi ci metto, faccio fare a Davide, però tu dici Groppello. Sì. Dai che c'ha fretta che il Garda lavora. In quali di questi comuni non si può coltivare uva per la produzione di Valtenesi? Montichiari, Desenzano del Garda o Padenghe sul Garda? Montichiari. Confermi? Confermo. Via, vai che devi andare al lavoro. Ciao, grazie, queste sono le sue risposte. Ciao. Tommaso, hai visto? Era di corsa, il gaffressa, c'è da lavorare, però aveva la faccia di quello che ne sa un pochetto, hai visto? Tommaso, bravo. Vero Brescià, perché Laura, bello di corsa, bravo Tommaso, mi è piaciuto tantissimo. Tommaso, molto preparato anche Tommaso, tra l'altro, molto più preparato di te. Magari la prossima volta lo chiamiamo, quando finisce di lavorare lo chiamiamo qui al tuo posto. Tommaso, ci sbarazziamo di Davide, vieni qui tu. Allora, hai indovinato assolutamente che Montichiari non è un comune della Valtenesi, ovviamente, e che il vitigno principale e autoctono della Valtenesi è il Groppello. Ha tentato la lode Tommaso cercando di estendersi anche sugli altri vitigni richiesti dal disciplinare Valtenesi, ma lì purtroppo la lode non possiamo dargliela perché la Schiava Gentile non è indicato tra i vitigni obbligatori dal disciplinare. Sì il Groppello, sì il Marzemino, il Sangiovese e l'altro vitigno, la Schiava Gentile. Mamma mia, però hai voluto ancora, Vabbè, perdonato Tommaso. Dobbiamo essere precisi, ma Tommaso è stato molto bravo. Benissimo, dai che almeno stavolta l'abbiamo portata a casa. Portiamo a casa anche
anche un modo di dire, una parola dialettale legata al mondo del vino, Davide? Stando in vigna, Sì. la parte principale per la produzione di vino è la trapo. La trapo. La trapo. Eccola qui, la trapo. trapo è la vite in La sé, vite. cioè la gamba della vite è la trapo. Quindi ieri Trapa. il Madeira si attacca alla trapo. Esatto, Vedi? esatto. Dalla Vedi? trapo esce il Madeira. Vedi che sto diventando bravo? Sei quasi un vignaiolo. Vignaiolo, sì. Va bene, alla prossima, grazie, qui su Teletutto, ciao!